signor Castiglia, pronto? No, ascolti, signor Castiglia, un attimino in pausa. Come sta? Come sta? Che è giornata oggi? Sì, Candere. sì, l'avevo sospettato. Io le avevo chiesto gentilmente come stava, perché mi sembrava. Signor Fabio. Sì, sono io, vabbè. Il rosso. Fabio, con il bello rosso ci capono tutti. Esatto, però insomma ultimamente ma siamo combinati. tutto a posto. Lei come sta? Sta bene? Bene? Ma siamo un po' preoccupati. Che è successo? Perché abbiamo a Filippo Terremoto un tetto. No, come sul tetto? Abbiamo calastico. Perché non c'avevamo un ponteggio montato. E allora lasciamo correre a tipo terapeuta, vai, alla presente. Tipo bungee jumping. Come? Bungee jumping. Momento. Soiano, chi è sto bungee jumping? No, come dice bungee gialli? Bungee jumping. Bungee gialli? No, non è bungee gialli. Lo sappiamo qua. Comunque lo lasciamo correre da sopra, esatto. Perché va a passare andina la parabola. Sì. Perché oggi c'è la partita, no? Sì, è certo. Non è che siamo qua che travagliamo, casualmente. Insomma, però lei non ci registro, signor Castiglia. No, per carità, sarò. Mi raccomando. Muto come un pesce, guardi. Bravo. Ecco. Lei è nave da pesci. Che pesce è, calamaro? No, guardi, smetta di fare queste battute. Comunque, il problema è che abbassavo tutto cose. Sì. E dissimo, ok, poi scendere perché si sta bevendo buona. Ecco. Come la stavo andina, che lo lava la mano, perché gli scomparivo il segnale. Ora chiesto che bene a dire. Che a ricchi di Filippo della moto che ha fatto parabola. Scusi, ma che potremmo lasciare ora da sopra. Allora, guardi, il signor Castiglia in questo momento è impegnato, però mi ha incaricato l'altro giorno di prendere l'iniziativa io eventualmente, laddove ci fossero stati dei problemi con voi. Sì, può stare tranquillo. Che fa? Lo lasci lì, tranquillamente. Perché non se ne va l'abbonamento per Filippo della moto. Non se ne va, basta che ce l'ha da mangiare. È sicuro di questo? Si informi prima. Alle volte lo lasci tranquillamente, anche se sta piovendo, non si crei problemi a tal proposito. Giuliano, dice lo potevamo lasciare. Sì. Momento che ci dico Filippo. Filippo! Tanto dopo, senti, non scendere di Tenandina, tienila! Ecco, mi raccomando. Ma io non ci restamo che la ricchia so che picchia, lo capivo, che non con Caruso ci resta male. Lo capisco, però se si sposta, scusi. Ma lei che pensa che a questa radiazione, da ricchi, non credo che mi deve andare a quello fatto Caruso. No, tranquillo. Non credo che appena partita ci pensiamo a Filippo. Va bene, un Filippo in più, un Filippo in meno, si figuri. Ma sta venendo dubbio, lo sape. Ma lei che ne pensa? Se non mi vede. Mi sta venendo un dubbio. Io avevo sentito mi sta parendo un dubbio. A lei avevo complesso secondo me. Io ho consumato. Allora le sta venendo che dubbio le sta venendo? Avevo Caruso mi cancia di sesso. Guardi, potrebbe anche capitare, però lei non gli dica niente, magari cambia di sesso e neanche se ne accorge. Lei che è esperto d'andine, non è esperto d'andine lei, che travaglia andare alla radio. Sì, un po' ne capisco, sì, perché lavoro qui. Però ho fatto che si dice che con le radiazioni dell'antenna. Ma sa, è una leggenda metropolitana. Insomma, da come si pattivo, ma sa che mi passa il tipo con ho fatto. Soiano, vuoi sia che ne pensa? Sta fanno segnale che la mano da Sì, vero? Che per dire che la parabola sta cominciando a fare un po' di problemi, ecco, e lui ti sta dicendo, ecco, guarda, attenzione. Ma scienza, corremo rischio, a quando la stiamo da sopra, Filippo, non scendere, senti fino all'8 che c'è la partita. E dica anche che non giri la testa, perché altrimenti, insomma. No, se gira la testa, picchia, magari la Libia. Non va bene la partita da Catania. Esatto, non della Libia. Direzione Roma, vuoi senti? Avanti. Siete pazzi. L'ho salutato, non ci registra niente. No, ma lei lo lasci là sopra, io mi assumo la responsabilità, non si preoccupi, Ok, la saluto. Mi saluto una canzone per noi ogni tanto. Va bene, ma io vi penso sempre, Mi raccomando, avanti, potremo chiudere. Va bene, la saluto, buona giornata e buon lavoro soprattutto. A lei e a tutta la sua razza. Grazie.